Ciao Nico, ero qua che osservavo le galline e mi facevo delle domande molto importanti sulla vita, sul mondo, tipo è nato prima l'uovo o la gallina, ma soprattutto da quanto tempo non vado a vedere i nuovi messaggi del Diario di Boschi. Una cosa è certa, questa sera andremo a fare un po' di pulizia sentieri, così quando camminerete, pedalerete, li troverete comunque in ordine. Ci eravamo fermati proprio qui. Ho sbagliato bici, sì, hai sbagliato bici, sei con la grave qui. Ma che bello, sono di ritorno da lontano e avevo nostalgia dei posti del cuore. Buona strada. Tra l'altro Nico, scusami, ma ho una domanda, perché il mio babbo questa mattina mi ha scritto: Ermanno, ti ho visto sul giornale. Però sono realmente preoccupato. Allora, caro Armando, mi è venuto in mente che mi sono scordato completamente di dirti che sì, siamo finiti sul giornale. Il giorno di Pasquetta mi si è avvicinato un gruppo di escursionisti, tra cui un giornalista del redazionale Area 3, ed eccoci qua, pum, un articoletto a noi dedicato. Siamo pieni di formiche. Allora, mi siedo qui e Ermanno, tu hai il leggio, invece io ho zoccoletto di legno dove sedermi. Vediamo un attimo. Non rubatemi gli asparagi, Anna Maria, con affetto. Anna Maria, se sapessi dove sono, ti li avrei già presi. Paolo e Federico, tra la pace della natura, intraprendiamo questo percorso che non sappiamo insieme dove ci porterà. Bello! Prossimamente verrò a prenderti perché voglio mettere un supporto tecnologico in modo che quando vi avvicinate con il telefono ricevete tutte le informazioni sul progetto. E ci salutiamo così, con il cigolio di una catena e la lentezza di chi oggi vuole solo riposare. Diario dei Boschi, scrivi e poi scappa via.